Vanni Visone Aleo. L'anno scorso contro la Roma fece il suo esordio alla YouTuber League con la numero 5, Super Allan! Oggi è Roma-Napoli. Andrea, più triste. Super Allan triste. Ma poi speriamo bene, ragazzi. Oggi è Roma-Napoli di YouTuber League. Bisogna vincere con 5 gol di scarto per poter passare il turno. Comincerà qui questa giornata. Vi portiamo con noi in quel che è il vlog pre-partita. Vamos. Allora, io mi sono preparato. Primissime impressioni. C'è un po' di ansia, vabbè, quello è classico mio. Un po' di adrenalina pure, soprattutto perché comunque dobbiamo giocare per vincerla. Almeno, pure se si chiama vincere di un gol, però dobbiamo vincerla. E non sono solo. Con noi, ovviamente, qui c'è anche Petagna. Non dobbiamo vincere di un gol. Ah, Di 5 dobbiamo vincere. di 5. Così dicono. Tutto quello che abbiamo in campo per sudare quella maglia azzurra. Che siamo in Napoli, YouTube. Ecco, come dice Andrea, chiamiamo il taxi perché dobbiamo andare in stazione dove ci stanno aspettando anche gli altri. Dobbiamo mangiare alle 14:20. Abbiamo il treno direzione Roma. Uno qua e uno avanti. Coraggio. È la parola chiave, mister. Per ora sì. Invece la parola chiave di Simone? Tengo fama. Ti per me, tu per te. Nuovo tormentone. Forza Nase. In quale treno stai? Venendo alla stazione? Ah, vai, noi siamo qua, bro. Ce l'abbiamo detto. Sto a posto. Certo, ma vieni a mangiare per tu. Vieni a mangiare un po' per tu. Qualcosa, una stuzzata. Ma mo? Andiamo, Allora ragazzi, stiamo andando a mangiare una bella insalatina, Gioa. No, qualcosa di salutare assolutamente perché non possiamo... Un'insalatina. non possiamo sgarrare. Qualcosa di Mirko, come si fa? Mirko, cosa? Qualcosa di? Intanto ragazzi ha raggiunto anche il nostro La amico. capolista. Se ne va. La capolista è il fantacalcio, pezzo di me. Vai frate, vai, Super Allan. Mamma, voglio essere come Super Allan, mannaggia. Devo iniziare a fare le... Non ti conviene, Simone, perché tengo Piera X. Oggi però ci siamo preparati. Oggi come tu stai? già l'hai visto, Oggi ma come mi stai? risulta... Simone, ma ti dico la verità, mi sento simile alla giornata di Napoli-Milan. Cioè per, come dire, per Siamo adrenalina. persi 3-0. No, io per... no, dico ok. personalmente, per adrenalina. Comunque contro il Milan penso che sia stata la miglior partita mia personale, solo mia. Vero, forse solo l'esordio contro la Roma, appunto. Pure non andò male, anzi. Quello là ci ha fatto credere che era un buon acquisto, poi piano piano ci siamo ricreduti, dai, il giullare della squadra. Allora io farò il massimo ovviamente, cioè, perché comunque è un onore per noi Però che stavi giocare. dicendo che ti sei preparato qualcosina? Io e Andrea. Tu già l'hai visto? È divertente, spero che succeda. Speriamo. Allora ragazzi, siamo tutti quanti in fila e Andrea non c'ha l'ombrellino e ci richiama con quel telefono, attenzione. Andrea. Unico obiettivo, radiare l'oro. Qua io intanto stiamo mangiando un bel toast, tutti gli altri sono lì, buon appetito. Abbracciami più forte. Allora Silvestro ha un annuncio da farvi, visto che sta facendo il DJ. Adesso facciamo un party dove invitiamo tutti voi. Parlate con il mio manager. Sì, prego. Bonus da 5 euro, ragazzi, e fuori alle medie. Prevendita da 8 euro. La prima release. Le prime prevendite 8 euro, le seconde 15, le ultime 30. Quindi affrettatevi. Quindi affrettati a prendere quelle I da tavoli 8 euro. partono da 60 euro in su, ragazzi. Oh, sto dicendo la festa 60 del Napoli euro. YouTube con lui DJ. 60 euro bottiglia d'acqua, Coca-Cola e una Fanta. Con posto sacco, palladini, Coca-Cola e cose. Io per me dovevo iniziare con la mia formazione in mezzo al campo. In teoria è la prima prova mandato, in teoria. Per me ci sta fare così. Con Come diceva anche Simone, se iniziano con Sitwolf e sta tipo laterale, non lo so dove lo mettono, ti sposti tu attaccante e si mette Simone sul lato su. Sì. Però questa è una cosa che si fa, cioè, Ok, bisogna vedere a in campo. livello di uomini va Non so bene, se partono con Sicurf.
Secondo me no. Ok, poi entrano Super Allan e Mirko. Super Allan si mette terzino sinistro, diciamo. Io terzino. Baffo Fury. Io non entro. Entra Baffo La 3 io c'ho e Baffo. rimane Mirko. Esce Super Allan e siamo io e Super Allan fuori. E il Napoli 3. Quindi mi faccio gli ultimi 15 e i primi 15 del secondo tempo. Sì. E poi alla fine, più che altro, non lo so, più Super Allan a sinistra, cioè Sulla stessa- capire, sulla stessa fascia. Messa a mettere a destra, Patri, tu potresti occupare a sinistra pure, non problema. Però dipende dove sta Sergio Cruz, fondamentalmente. Io non so se Sergio Cruz Ma io gioco centrale, giocherà sicuramente su Sciale. Capito? Ci sta facendo. Cioè, ma tu a destra no proprio, eh? Destra la difesa? No, destra in generale. No, va bene. Ragazzi, mentre qui si discute del più e del meno, c'è lui che dovrebbe decidere il tutto, mister. Aspetta, ci affidiamo a lui, diamo le chiavi della squadra. Poi Ferrero lo sceso sotto al naso. Però lo sceso sotto al naso insieme. La faccia mia dopo, quando verrò sbalordito dalle giocate di Sergio Cruz, possiamo dire. Odora come un cane, odora. Dovremmo levarsi, E poi mamma mi fa durare. Ah, mangiatelo così sicuro. Raga, dobbiamo scendere, se no andiamo a Violenta. Come si dice? Cioè Un microfono, poteva avere Le luci. Poteva avere la possibilità di portare un qualcosa di molto più importante a Sanremo. Oggi siamo appena arrivati a Roma, sono con l'uomo più bello di TikTok Italia. Più bello, no? Sei modesto, vero? Era youtuber lì. Forse sei youtuber lì. No, nemmeno. Ma è il più buono, uno dei più buoni di cuore al Sì. mondo. Come te la senti oggi, Patri? Ma non lo so, non voglio dare il risultato. Però daremo tutto, questo lo possiamo dire. Voglio dare tutto, ma non voglio dare né vincimo per dire. È vero, Lo decideremo. il campo. Dai Roma. Ragazzi, nuovo arrivato a Roma direttamente, Fabio Di Mauro. Fabio, allora non voglio fare pronostici eccetera, come stai? Sto bene, non facciamo pronostici, però dobbiamo almeno vincere, poi vediamo di quanto. Per dare un senso a questa trasferta. Esatto. Vorresti intossicare più la Roma o più il Milan? Onesto? Mo il Milan, adesso è il Milan perché Ok. sono perso. Dopo il 3-0 ci può stare, però dovessimo comunque vincere pure di 1-0, comunque intossichi la Roma. Vabbè, Quindi a quel punto da capire. Quelle sono conseguenze, noi pensavamo al nostro adesso. Dai, speriamo bene. Con un nuovo taglio e quindi chissà, nuove skill. Speriamo. Allora, tutti i fatti che ti hanno avvisato a te. Oh, chi sta cominciata? Ma come ho vinto sta battaglia? Questo vlogga. Ma che campo l'hai visto? Il campo largo. Vabbè, è lungo quanto il mio. No, vabbè, è lungo quanto l'Ippo Arena. Più largo però. È più piccolo quindi di quello che abbiamo giocato Ciriaci. Penso di sì. Meglio per chi gioca meglio. Non lo so. Quindi peggio per chi gioca, Peggio. per chi non gioca proprio. Sì. Io. Non giochi proprio. Io sto alla tua destra o alla tua sinistra, che ne pensi? La destra del padre. Siamo arrivati? Siamo arrivati al Dolorione, campo di Bove. Ma gioca pure lui? Donorione. Dove giocherà? Un coglione. O un bisone. Speriamo bene, voglio, speriamo bene. Grazie a voi, ciao. E ragazzi, forza! Ma io spero che le nostre borse le hanno portate loro dentro, perché noi siamo stati il secondo pan a venire qua. Spero che il nostro ci sta. Vai. Migliore, oh. Grazie, complimenti. Signori, mercoledì 7 febbraio alle ore 18, Roma-Napoli. Oh, sto pure io, ovviamente con la testa abbassata. Vanni, Visone, Aleo. Voglio appena entrato in campo. Questo è il campo di oggi, il Don Orione di Roma. Campo di Bove, giocatore della Roma. Adesso saluto un po' di gente e poi ci andiamo a cambiare. Che stava stasera? Accedo che skill? A bicicletta, che skill ne sacci fa? A bicicletta, sai la bicicletta? No, sono venuto con la macchina.
Vai. Faccia ragazzo, non c'è. No, tu è... No, pure io. Superato. Come detto allora, meglio così che bisogna fuori. Attenzione. Mi hanno chiesto quando finisce oggi. 5-0 a Roma. A giro, vai, a giro. Ma senti, Ci sta a piede, Classico giocatore del Napoli che arriva per testare il campo. Anche solo le cuffie, man. Con la tuta di Napoli Store Ercolano. È impazzito! Si mette fuori! Stoppisento! Ho dato il mio per il Napoli YouTube. Buona serata. E voglio. Ciao! L'anno scorso contro la Roma fece il suo esordio alla YouTuber League con la numero 5, Super Allan! Quando vede la Roma si scatena. Eccoci qui, allora commentiamo io e Andrea le mie migliori giocate, se così possiamo chiamarle, di questa partita. Le peggiori della Esatto. partita in generale. Oh, qui, attenzione, l'ho gestita bene, conoscendomi l'ho gestita bene. Dario che si fida di me, grazie Dario. Qui giocavi terzino sinistro, neanche destro, quindi Esatto. bravo Gio. Qui l'ho lasciata a Simone che l'ha buttata dall'altra parte. Qui ero appena entrato e faccio questo fallo sul raid e fallo. Intervento killer. Sì, posso capire però perché Arbitrino mi ha subito ammonito. Forse ripartenza, non lo so, l'ha interpretata così probabilmente. Però qua se vedi Gamba alta, può essere, non lo so. anche Mirko si lamenta perché era veramente il primo intervento. Sì, Però poteva qui, anche risparmiarselo. qui Sciale si fida di me, ringrazio chi si è fidato in questa partita di me, prima volta che gioco terzino sinistro. Quindi vado un po' ad ingabbiare, però poi faccio la sovrapposizione a Simone e fallo su di lui. Bravo Gio, cioè, stai giocando abbastanza bene in una posizione in cui comunque non hai mai giocato, penso. No, anomala. Qui allora ho deciso di mettere questa clip perché allora conoscendomi, sempre conoscendomi, non l'avrei mai gestita così prima. Perché comunque sei calmo, sei entrato nel mood. YouTuber League insieme. Esatto, qui invece c'ho qualcosa da recriminare. Allora, qui inizialmente Matteo non si faceva vedere al centro, la volevo passare a lui, poi vabbè, trattengo il mio diretto avversario. Fallo tattico. Sì, fallo tattico per non far ripartire gli avversari. E qui altro tocco di prima questa volta, subito per Simone che scala, per Matteo e riparte il Napoli in contro. Grandi giocate qui del Napoli YouTube, No, abbiamo giocato secondo me bene. Qui invece è una sorta di, non lo so. Prova generale. Sì, prove generali per quello che poi vedremo di lì a poco. Ecco qui, io mi appresto a battere la rimessa con le mani, bella rimessa lunga, spizza di testa Simone e Mirko. La butta dentro. Esatto. E fa il gol del pareggio o del momentaneo? No, del 2-1. Sì. 2-1, importante. Qui riparte la Roma. Sequolf sbaglia il passaggio e io altro fallo tattico. Oh, cazzo, quanti falli hai fatto? Ho fatto 3 falli, questo è stato il mio terzo fallo. Qui inizialmente non avevo capito che l'avesse fischiato contro di noi, infatti vado vicino all'arbitrino e dico ok, e poi no, niente. Qui la passo a Matteo si destreggia bene, poi la calcia chiudendo troppo il destro. Sì. Però comunque il mio passaggio è stato determinante. Qui invece, forse primo errore, mi perdo Rapolla, guardate qui. Sulla destra, sì. Fa una bellissima giocata su Sciale e poi... Vabbè, era difficile comunque segnare. Vabbè, siamo vicini a Simone che ci ha voluto ringraziare. Qui ripartiamo in contropiede con Matteo, però ringraziamo ancora Sequolf per averci graziato. Qui vabbè, finisce il primo tempo che conduciamo sul 2-1. Secondo me stavamo giocando un'ottima partita. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso passiamo al secondo tempo. Sì, e il secondo tempo parte da questa rimessa laterale di Andrea. Io la la stoppo bene e poi finta addirittura. Mamma mia. Sono migliorato Andrea, onesto però non per il video. Vabbè, ti vedo più tranquillo, più fiducia in te stesso secondo me. Sì, probabilmente pure perché la squadra me l'ha data di più rispetto a prima. Cioè io, ripeto, mi conosco molto bene e devono avere fiducia in me le persone. Allora, ma eccomi insieme. Esatto, Andrea Fusco che... Vediamo, inizialmente sbaglia il pallone, poi con caparbietà la vai a recuperare. Qui Simone fa una grandissima giocata, ragazzi. Qui vabbè, qua è la qualità. c'ho ancora i fantasmi, voglio. Fatemi sapere qui la qualità. Se me la sono mangiata. Allora, c'ho, non lo so, un altro tipo di pensiero al riguardo. Mi è rimbalzata proprio all'ultimo la palla. Non era facile segnare.
e quindi me la sono, sì, un po' mangiata. Un giocatore più esperto l'avrebbe segnato. Qui allora ripartiamo con Patrizio che recupera palla. Tu la dai subito a Di Mauro. Io inizialmente sbaglio il controllo, poi la metto giù per terra bene e voglio qua fa tutto Simone Crispo. E poi Madò che gol! no, solo là poteva mettere. Cioè, veramente ha trovato un angolino, l'unico forse a disposizione. Qui mister, tutti ad esultare. Io guardate qui, c'è la mia mano, penso che faccia capire tutto. Cioè, che gol hai fatto? Lo abbraccio, lo bacio. E non è la prima volta che succede questa cosa con Simone. È successa anche la prima volta proprio contro la Roma. Questa esultanza. Il mio cambio gioco. Qui bel cambio gioco dall'altra parte, fa una bellissima giocata Fabio. Qui guardate qui la giocata di Matteo col tacco, dentro per Di Mauro, tira, qui tu la giri ancora per Di Mauro ancora, vince un rimpallo dall'altra parte, resto io alto, guardate qui, stoppo bene, salto inizialmente Claudio e poi finisce il campo. Peccato. Dispiace. Sì, peccato. Qui altra azione, io a spalle alla porta, resisto all'avversario, alla carica avversaria, poi la giro molto bene dall'altra parte per Matteo e Matteo subisce fallo. Ottima partita comunque, Gio. Bravo. Che voto mi daresti? Ma un bel 6,5-7, devo dire la Ci verità. sta. Qui è l'ultima palla proprio a disposizione, non è un gol mangiato chiaramente perché era difficilissimo prendere questa palla al volo sul secondo palo, forse avrei potuto fare qualcosa di testa ma non me la sono sentita andare a sbattere contro il palo. Finisce la partita 4-3, ricordiamo che la Roma non passa, il Napoli non passa, però fa un piacere al Milan che passa in finale d'andata, quindi speriamo bene per il ritorno. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate della mia partita, della partita del Napoli e lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e voglio ciao!